libro di Francesca Miglietti, che è qui accanto a me, dal titolo Jacques, il ciclo di vita. Il libro è una storia fantastica, veramente al limite della fantascienza, dove il mistero si affianca alla paura. Sono dei libri che quando li leggi, man mano che vai avanti, ti viene sempre la sabbia. Che però viene questa paura superata dalla speranza. Vi sono tratteggiati tutti i sentimenti dell'animo umano, cioè l'amore in tutte le sue accezioni, quello materno, quello paterno, che spesso viene dimenticato nei libri, e quello di coppia ovviamente, e poi c'è l'amicizia e la solidarietà. Ecco, la solidarietà è una parola alla quale tengo moltissimo, anche perché ormai ce la siamo quasi dimenticata, e invece sono contentissima perché il Papa proprio recentemente ha, diciamo, mi ha detto proprio, ha parlato proprio di solidarietà. Ecco, è una cosa, è un sentimento molto importante che secondo me se venisse no, riportato in auge forse le cose cambierebbero. Vediamo. Allora, di che cosa narra questo libro? È una storia che parte dalla scoperta di uno scienziato che crea un principio di vita racchiuso in un uomo, impiantandolo in una bambina orfana, i romanzi dell'Ottocento, no? Che andavano di moda, e che si chiama appunto Lucille. E questa bambina vive in un convento. Allora, nelle culture più antiche esistevano proprio questi concetti di uovo cosmico o di uovo del mondo come simbolo della fecondità. E da questo innesto, chiamiamolo, nasce l'avventura di Lucille e di suo figlio, che è appunto Jack, che dà poi il titolo al libro, e che peraltro è un ragazzo di buoni sentimenti. Ecco, la protezione del libro è stata curata dalla professoressa Pamela Di Giulio, che è qui accanto a me. Una grande originalità, anche se affonda radici però realiste, concrete, scientifiche. Un libro che offre la possibilità di prendere diverse direzioni, alcune più chiare, altre volutamente nebulose, perché così l'ha lasciata l'autrice. Allude alla vita stessa, che segue percorsi non totalmente gestibili da noi. Ma forse proprio per questo il libro è ancora più affascinante, in alcuni passi addirittura inquietante, per quell'ansia di cui lei appunto parlava, un'ansia che prende assolutamente il lettore. È sicuramente un'opera originale, che indugia sul passato, ma vive già nel futuro, che è in grado di attrarre il lettore anche grazie ad un linguaggio puntuale ed incisivo, verso la conclusione, quella fine che forse, a mio avviso, proprio una fine non è. Diciamo che Lucille appunto ha un grande coraggio, una grande forza che le vengono da due componenti fondamentali. Una dalla fede, che non è intesa come una fede di una persona praticante, ma di una fede che ha di un rapporto con Dio, diciamo, personale, che comunque le dà la forza di andare avanti e di affrontare appunto la vita anche con positività o comunque con tranquillità. Questo senso ha, diciamo, una connessione, diciamo così, della vita. L'altro elemento diciamo, del suo coraggio è dato da un'altra particolarità. Diciamo che quando i bambini nascono, i neonati hanno un attaccamento alla vita, diciamo, più forte di quello che invece possono avere per persone adulte. Ecco, è come se lui si conservasse questo attaccamento, diciamo, originario e quindi va avanti, diciamo, con questa forza. Non è una donna che rimugina sul passato o comunque che magari altre si perde nel dolore, ma lo trova, diciamo, un momento di riflessione, ma comunque una spinta da guardare avanti, una sfida ad andare avanti. E quindi queste due componenti fanno sì che lei non si fermi mai. Diciamo, oltre a questo ha una curiosità verso la vita che la spinge quindi ad andare avanti, diciamo, ad affrontare e superare le avversità